Le 20 paratoie del Mose della bocca di porto di San Nicolò del Lido si solleveranno contemporaneamente dalle 8 alle 16 di martedì e del 3 marzo. Le prove del sistema di dighe mobili che dovrà difendere Venezia dall'alta marea proseguono in un clima vivacizzato dal dibattito tecnico e politico apertosi all'indomani dell'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro di un Mose che dalla prossima estate sarà già pronto ad agire in caso d'emergenza. Il professore emerito di idraulica all'Università di Padova Luigi Dalpaos ha giudicato poco significative delle prove di sollevamento condotte in condizioni di marea tranquilla. Il Consorzio Venezia Nuova presenterà la settimana prossima un piano di emergenza per l'operatività del sistema di dighe mobili in condizioni estreme. Intanto la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza che interdice la navigazione alla bocca di porto di San Nicolò durante le prove. Il passaggio sarà consentito attraverso la bocca di porto di Treporti e il canale retro l'isola artificiale. Proprio a Treporti si trovano le barriere del Mose che, dopo essere rimaste immerse in acqua da anni, necessiterebbero di maggiore manutenzione. Una questione ancora sospesa al TAR che dovrà esprimersi sull'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione da 18 milioni di euro, al momento assegnato provvisoriamente ad un'impresa di Pordenone, ma sulla quale pendono ricorsi contro l'esclusione da parte di altre aziende partecipanti.